Lezione di educazione civica e di Costituzione per gli studenti di quinta di ben 38 scuole superiori padovane. Tra i docenti della mattinata, organizzata dalla provincia, anche la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ai maturandi ha spiegato come procederà a Roma l'iter dell'autonomia regionale prevista dalla Costituzione. Un iter che stiamo cercando di tracciare perché è una novità assoluta, l'articolo 116 della Costituzione non è mai stato applicato ed allora con il Presidente della Camera Fico stiamo vedendo come si possano realizzare, per così dire, le intese anche all'interno del Parlamento. È tutto ancora da scrivere, è una pagina bianca. Una lenta tempistica che non sorprende uno dei massimi esperti di autonomia amministrativa e di Costituzione. Diciamo pure, meglio tardi che mai, lei sa che quando le robe finiscono a Roma, dopo diventano problemi perché si mette in moto tutta la macchina burocratica, indispensabile ma che comunque ha i suoi tempi, i suoi modi e i suoi schemi di ragionamento che normalmente non hanno niente a che fare con la realtà. Quello che lei ha detto è assolutamente corrispondente alla verità delle cose, perché ci ha raccontato quello che faranno. D'altra parte non dipende da lei fare scelte che siano tali da contrastare, da essere in rotta di collisione con chi è un suo necessario interlocutore. Lei tra l'altro ha anche aggiunto poi alla fine: io credo comunque che da un punto di vista generale l'autonomia differenziata così come è prevista dalla Costituzione debba essere valutata da tutti poi per quelle che saranno le articolazioni che verranno a definirsi più avanti come una opportunità per garantire maggiori e migliori servizi ai cittadini.